Ormai non è più una prigione, la prigione è fuori, qui invece è la libertà dell'arte, dell'espressione. A Treviso per l'inaugurazione della mostra di opere dalla collezione privata di Luciano Benettone alla Galleria delle Prigioni, il fotografo Oliviero Toscani, tornato a collaborare con il gruppo di Ponzano Veneto, liquida in una battuta l'attuale situazione politica. Di essere ottimisti, di essere ottimisti. Comunque peggio di Salvini non poteva essere, quindi questo non può essere che meglio. E avanti al futuro della città guarda anche Luciano Benetton, da una piazza Duomo parzialmente riqualificata proprio dalla sua famiglia, e non è detto che ci si fermi qui. Sono piccoli colpi in avanti, diciamo che deve diventare sempre più bella, perché è bello vivere in una città che sia un po' più bella di prima. Lo stesso spirito anima il suo sguardo sull'azienda. Penso sempre in maniera molto piacevole, merita una considerazione, diciamo, di ormai classicità, cioè noi facciamo parte del DNA della nostra città, ma del mondo dei giovani anche.